Giornata importante ed emozionante quella di giovedì 9 novembre 2023, dove il comune di Farra di Soligo ha voluto conferire al 51esimo stormo dell'Aeronautica Militare di Strana la cittadinanza onoraria. Con delibera del Consiglio Comunale numero 44 del 1 settembre 2023 conferisce l'onorificenza della cittadinanza onoraria al 51esimo stormo dell'Aeronautica Militare con la seguente motivazione. In occasione del centenario di fondazione dell'Arma Aeronautica, per l'altissimo valore militare e la considerevole dedizione, passione e orgoglio con cui assicura la difesa aerea nazionale del nostro Paese e per il profondo legame con la comunità di Farra di Soligo e sul Colle di San Gallo, sull'isola statua della Madonna di Loreto, patrona degli aviatori. Emozione e sicuramente orgoglio. Il 50esimo stormo oggi riceve per la prima volta nella storia la cittadinanza onoraria di un comune, il comune di Farra di Soligo, nell'anno del centenario, il che rende tutto unico. Le emozioni sono di orgoglio, di stima reciproca e soprattutto questo gesto fatto da un comune della Marca di voler unirsi a noi e di volerci far sentire uno di loro, per noi l'Aeronautica Militare sicuramente è un gesto molto generoso che ci riempie di responsabilità, di aiuto e supporto ovviamente a chi ci è vicino. È sicuramente un motivo di orgoglio conferire la cittadinanza onoraria al 51esimo stormo, come ha ricordato anche il comandante. Siamo l'unico comune che proprio nell'anno anche del centenario ha dato questo importante riconoscimento all'aeronautica ed in particolare al 51esimo stormo. Tutto nasce perché qui l'aeronautica ha il monumento loro per l'eccellenza con la loro patrona, la Madonna di Loreto, che proprio nel Colle di San Gallo domina tutta la pianura del quartiere del Piave, e quindi proprio qui noi appunto siamo molto legati a questo colle, ma anche lo stesso nucleo del quartiere del Piave dell'Arma Aeronautica tiene in ordine e da sempre è attiva per portare avanti le tradizioni e la festa in onore appunto della Madonna di Loreto, patrona dell'Aeronautica Militare, che poi è stata anche recentemente restaurata a seguito appunto di un brutto fortunale che c'è stato. E quindi in questo posto oggi abbiamo voluto concludere la seconda parte della cerimonia ricordando anche tutti i caduti e soprattutto commemorare quella che è appunto la patrona dell'aeronautica. La cerimonia di consegna è avvenuta all'Auditorium Santo Stefano di Farra di Soligo, con la presenza di tutti i rappresentanti di Arma. Dopodiché la cerimonia si è spostata al Colle di San Gallo, dove domina il monumento dell'aviatore. Un'ala di aereo stilizzata in cemento armato, sormontata da una statua di bronzo della Madonna di Loreto, patrona e protettrice degli aviatori. Il 50esimo stormo quest'anno, secondo le linee guida dell'Aeronautica Militare, ha fatto sì che le persone che vivono al di fuori della base possano vedere quali sono le capacità che il 50esimo stormo e l'Aeronautica Militare in generale esprime oggi nel 2023, appunto nell'anno del centenario. Questa secondo me è stata un'opportunità per tutti, quella di conoscerci, di fare squadra insieme e di far conoscere quello che facciamo. Siamo delle persone che vivono la Marca, siamo delle persone con famiglie, siamo delle persone normali che facciamo un lavoro dietro le quinte, quello della difesa aerea nazionale, che serve a tutti, alle nostre famiglie e a tutte le famiglie per poter vivere una vita serena. Confidiamo sempre di fare nel nostro meglio per continuare a portare avanti quelle che sono le tantissime attività culturali e le bellezze del nostro territorio. Non è la prima volta che conferiamo una cittadinanza onoraria, la volta prima l'abbiamo conferita al Milite Ignoto proprio nell'anno del centenario della traslazione del corpo all'altare della patria, quindi cerchiamo di essere molto attenti e di ricordare per non dimenticare chi lavora per noi e chi soprattutto è morto anche per noi.